Autostart in movimento per la quinta corsa, 4 anni, non vincitori di 7.500 euro nella carriera. Sono in 9 dietro le ali dell'Autostart dopo il forfait del numero 6 di Fuego Gar. All'1 Fabric Club, 2 First Lady La Torre, 3 Fabian Mail, 4 Federer ZS, 5 Firit, in seconda fila 7 Formidabile CAF, 8 Fritz Lang, 9 Futuro Vis, 10 Face to Face SBF. Allenamento completato, Autostart in addirittura pronta al lancio. Partiti. Fabian Mail prende la testa nei confronti di Fabric Club. All'esterno subito Federer ZS, in mezzo alla pista Firit. Sulla prima curva Federer ZS parcheggia secondo la corda alle spalle di Fabian Mail. Firit allo scoperto precede First Lady La Torre, terzo in corda è Fabric Club. 15,4 per i primi 200 di corsa, con Firit che va a chiedere strada a Fabian Mail, la ottiene dopo 300 metri. E così Firit al comando nei confronti di Fabian Mail. Poi in terza posizione sempre Federer ZS, la mossa da parte di Futuro Vis che aggira il gruppo, si porta allo scoperto, trova la destra libera ora anche Fabric Club che va a prendere la scia di Futuro Vis, rimanendo ancora comunque in sesta posizione sotto alle tribune. Il leader continua a buon ritmo, Firit e Vincenzo Luongo sempre numero chiaramente in avanti. Numero 4 Federer ZS squalificato. Fabian Mail, poi Futuro Vis che precede Fabric Club, poi Face to Face SBF con alla sua sinistra First Lady La Torre. Il giro andato via in 1-1 con il battistrada che si mantiene una decina di metri avanti a tutto il resto dei rivali. Chilometro in 1.16.1 da parte di Firit, che hanno meno di 20 metri nei confronti di Fabian Mail, mentre cerca di muoversi anche Fritz Lang dalla coda del gruppo. La rete in 14,5. Numero 2 First Lady La Torre che fa squalificato. corsa per proprio conto, sbaglia. Numero Fabric 1 Club. Fabric Club squalificato. All'ingresso dell'addirittura arrivo Firit per fatti propri. Fritz Lang prova a ricucire il gap, ma il gap è enorme. Firit nel finale deve solo far passare i metri. Firit viene a vincere per dispersione, mentre al secondo posto finisce Fritz Lang, al terzo Face to Face SBF davanti a Formidabile CAF. 1.15,5 per il facile successo di Firit e Vincenzo Luongo. Il training di Gennaro Casillo, i colori della scuderia Damone. Successo davvero nettissimo nelle dimensioni del numero 5 dello schieramento, che parte da lontano, lascia lì il gruppo. Fritz Lang fa suo il secondo posto avanti a Face to Face SBF.